6 del mattino a Bionde di Salizzole, dove i Colombini, la famiglia Colombini, ha già iniziato da un pezzo la propria giornata di lavoro. E la prima operazione è questa, il carico dei furgoni, che da qui partiranno per raggiungere durante la settimana ben 14 mercati. Questa è la storia che vi racconto oggi. La storia di Anna, di Vincenzo e dei loro 6 figli, 5 dei quali impegnati qui in azienda. Un'azienda che oggi è florida, riconosciuta, vivace e che ogni giorno porta Giuditta, Giulia, Marta, Giacomo ed Esther in giro per tutto il circondario della provincia e non solo. Sono passati 35 anni da quando Anna e Vincenzo decisero di abbandonare il vecchio lavoro molto impegnativo, gestire un negozio di genere alimentare, curare una rete di ambulanti che loro stessi rifornivano con carne e formaggi. Abbandonarono quel mondo per abbracciare questo, quello del commercio ambulante, che dava loro la possibilità di avere più tempo per curare i loro figli ed è una cosa che gli mancava molto. Ma soprattutto fu un viaggio in America, un viaggio premio per Anna che all'epoca lavorava per Herbalife, 26 anni fa. Nacque lì la vera svolta. Noi avevamo un negozio di alimentari e a un certo punto, siccome abbiamo 6 figli, al quarto figlio ci siamo guardati in faccia e ci siamo guardati in faccia, i nostri figli non li vedevamo più perché il negozio comincia alle 5 del mattino, anzi cominciava prima perché lei andava al mercato ortofrutticolo a comprare la verdura alle 4 del mattino e finiva alle 10 di sera. I nostri figli non li vedevamo più. E allora abbiamo detto qua bisogna cambiare lavoro. Uscire presto con i bambini da allattare, avevamo un mercato all'Unigo molto lontano, cioè, tanti pianti li ho fatti perché mettevi giù i bambini e non sapevi, arrivava la donna, tutto quello che vuoi, però diciamo che mi è mancata molto la presenza fisica nella mia maternità, pur avendoli sempre allattati e avendo dato sempre il massimo, ecco. Abbiamo acquistato 3 mercati, allora i mercati costavano, abbiamo speso un sacco di soldi, ci siamo indebitati e abbiamo lasciato il negozio e ci siamo avventurati sul mercato. Abbiamo preso un mercato che vendeva solo formaggi e qualche salume e noi con la nostra inventiva abbiamo cominciato a prendere sempre più merce, sempre più varietà di formaggi, di salumi. Però questo a un certo punto non è più bastato perché vedevamo che il lavoro andava giù, avevamo un camion, un automarket che era vecchio, un solo ritornello e diciamo che eravamo in crisi perché il lavoro vedevamo che non tirava più. E questo viaggio in America ci ha spinto ad acquistare un camion nuovo e a dare una svolta al nostro tipo di vendita. Io ho sempre fatto il macellaio, mi è sempre piaciuto fare il macellaio, sapevo maneggiare bene le carni, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto qua bisogna cambiare. E da questo abbiamo fatto un laboratorio e abbiamo cominciato pian piano a inserire le carni dentro al nostro tipo di lavoro di vendita. Quando si parla di mercato ambulante, purtroppo non è difficile cadere nel tranello di pensare a una qualità non eccelsa, perché banchetto spesso viene associato a risparmio e risparmio nel pensiero comune purtroppo spesso significa anche prodotti di serie B. Ed è un concetto questo che Anna e Vincenzo hanno toccato con mano, soprattutto all'inizio della loro carriera. Ma fu proprio partendo da questo punto che decisero di andare in controtendenza, per indole naturale ma anche per propensione naturale.
E fin da subito i loro banchetti, o meglio i loro furgoni, non furono mai quelli di un bottegaio per così dire leggero, ma una vera e propria boutique del gusto. Quando abbiamo acquistato i mercati, sui mercati c'era della merce scadente. Noi abbiamo improntato la nostra azienda di mercato come fosse un negozio, perché avevamo gestito in precedenza un negozio. E la mentalità del negozio portata nell'ambito del mercato. E questa è stata una scelta vincente. Noi abbiamo sempre curato le nostre carni, preferendo alcune selezioni di carni ad altre. Abbiamo sempre lavorato con le nostre mani, facendo i nostri insaccati senza mettere additivi, ma usando le materie tradizionali, per esempio il sale, il pepe, l'aglio, per quanto riguarda il nostro tastasal, punto di forza, e il nostro salamelli e salami. E questa è stata una mossa vincente, ci ha premiato nel tempo. Avete portato il negozio in piazza? Abbiamo portato il negozio in piazza e adesso lo stiamo gestendo perché noi facciamo le preparazioni dei nostri banchi come fosse una boutique e questo la gente l'apprezza. Entrando nel mercato io ho capito che il segreto intanto è il giro enorme della merce e la freschezza. Questo, cioè, se io qua in un negozio mettevo 3 mozzarelle, per dire, o compravi una forma, là ne compravi 10, 20, facevi un'esposizione enorme, ma c'era il giro. C'era molto giro, per cui la merce era fresca. Certo. E questo, poi interrogavo anch'io le persone, perché andate al mercato? Perché trovo la merce fresca. La maggior parte delle persone rispondeva che la merce era fresca, perché effettivamente c'è una ruotazione che dal nostro piccolo negozio di paese al mercato paragonabile. Oggi in azienda ognuno ha un ruolo ben preciso, anche se intercambiabile in funzione delle necessità che si possono presentare. Ma non pensate a un meccanismo che è nato automaticamente, non lo è mai stato. Piuttosto questo è il frutto di un cammino che la famiglia ha fatto insieme, anche soffrendo, soprattutto all'inizio. E quando si soffre, e questo è il motivo per cui questa storia ve la voglio raccontare, allora devi guardarti dentro, devi attingere alle tue risorse interiori e prendere delle decisioni. E Anna e Vincenzo queste decisioni molto spesso le prendevano in una cabina di regia molto particolare, mobile, diciamo così. Andando al mercato noi pregavamo, sì, anche quello sì, sicuramente, la forza della preghiera e diciamo che mettevamo giù i programmi per come gestire i figli e anche il lavoro, perché avevamo un viaggio di un'ora e un quarto per andare al mercato, non tutte le mattine, ma in diversi mercati stavamo in camion un'ora nell'andata e un'ora al ritorno. E allora gestivamo insieme e facevamo le preparazioni, ci consultavamo per come tirare avanti l'azienda e la famiglia. Era la cabina del camion, ma anche la cabina di regia. La cabina di regia, esatto. Adesso si parla tanto di cabina di regia, noi questo l'abbiamo sperimentato nella nostra vita in 35 anni. I nostri figli sono cresciuti dietro il banco e non li lasciavamo soli, si poteva anche portarli con noi e lasciarli soli durante le vacanze non era buono, non lo vedevo buono lasciare i figli, li preferivo che venissero via con noi anche perché vedevano realmente qual era la vita. Non era il nostro obiettivo che i ragazzi facessero il nostro lavoro, anzi io dicevo sempre alle ragazze trovatevi un lavoro come tutti i genitori indipendente che possa darvi il vostro stipendio sicuro, ma l'importante è che voi arriviate minimo a un diploma. 2 figli che hanno fatto il classico, una ragioniera, le altre diploma Per il turismo. Perito, sì, del turismo, per cui dicevo
bisogna sapere greco e latino per tagliare la bondola, cioè, e invece allora qualcuno mi rispondeva, tu non sai, e l'abbiamo sperimentato effettivamente, la clientela del mercato è imprevedibile, cioè non è che hai solo la vecchietta o la nonnina, È ti vastissimo. trovi l'ingegnere, il dottore, il professionista e vedono la differenza di come i ragazzi si propongono. Hanno un loro modo di esprimersi e Certo. sono ragazzi liberi, perché io ho sempre pensato che prima di tutto la cultura ti rende libero. Dal grigiore di una situazione che entrambi non volevano più, ovvero il negozio, a un'azienda che è stata costruita concretizzando un sogno e soprattutto dando un futuro ai figli, la passione che si perpetua. Quindi a questo punto rimane soltanto una domanda da fare. Quanto tempo è passato da quel viaggio in America? 25 anni. Non di più. Era il 95. 95? 25? 25 anni. E adesso che effetto vi fa guardare quella foto dietro di voi? Vedo che i sogni si possono realizzare, cioè nel vedere intanto la comunione anche che c'è tra i fratelli, che la mia famiglia è fatta di 31 persone, i 18 nipoti, la futura nuora che arriverà fra 2 o 3 mesi, cioè la nostra famiglia è quella, casino immenso. Porteranno, Sì. È vero, il lavoro è importante, i soldi sono importanti, ma noi penso, spero, al di là chi più chi meno, di aver trasmesso anche a loro il valore della fede che ha cambiato la nostra vita. Vincenzo, Sì, la fede ti accompagna in ogni viaggio. certo. E il prossimo quale sarà? Che tipo di viaggio parli? Io sono appassionato di moto e spero di andare a Capo Nord In moto. in moto, sì. Anche tu, Anna? Non lo so se mi vuole stavolta. No, I colombini sono una famiglia speciale, che non è specializzata soltanto nella carne in quanto tale, perché quello che Giulia sta tagliando è un antipasto, è una colomba con lardo, guanciale, noci su pan brioche. Ed è uno spettacolo, c'è il profumo che arriva fino a qua. Ma i colombini sono gente che rispettano le regole, quindi anche quelle sul distanziamento. Quindi, Giulia... Buonissima! Gente simpatica questa. Ciao ragazzi, buona Pasqua. Ma come mai? E beh, niente.